Il calcio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Mister Michele Florindo, primo tempo sostanzialmente perfetto, dove si è concretizzata la superiorità. Nel secondo tempo si è pagato forse una squadra un po' troppo abbassata che poi ha portato al gol del pareggio. Come ha visto la gara? Ma sicuramente abbiamo fatto un gran primo tempo, siamo andati meritatamente in vantaggio, poi nella ripresa abbiamo pagato qualcosa anche a livello di... sì, c'era Fara che aveva era un po' acciaccato, abbiamo perso un po' le distanze e ci siamo abbassati un pochino. È vero che però che se non trovano il gol sul calcio d'angolo l'hanno rotta su un calcio piazzato ed è un peccato, ecco, perché in quel momento lì comunque non stavamo concedendo grandi cose all'avversario e poi alla fine all'ultimo minuto può capitare, tante volte l'abbiamo portata a termine, stavolta sono stati più bravi, più furbi loro e hanno trovato il gol del pareggio. Quindi potreste essere quindi una squadra dell'avversaria più cinica nel finale? Beh, sicuramente i fatti parlano così, è inutile bisogna dare anche merito all'avversario, insomma troviamo un avversario che occupa la quarta, quinta posizione in classifica, quindi insomma è una partita importante. Il primo tempo avevamo fatto molto bene, il secondo tempo sono usciti fuori un po' loro, peccato perché nell'insieme della partita avevamo fatto una buona prestazione, ripeto, abbiamo pagato qualcosa nel finale, però ci sono anche gli avversari, insomma. Quindi senza voler togliere un po' ruolo, logicamente resta il rammarico. Ma no, assolutamente, è normale che quando prendi gol alla fine così c'è sempre un errore, c'è sempre la capacità non massimale di fare addormentare la partita. Al 92esimo magari invece di battere l'angolo potevamo gestirla, l'ultima palla che abbiamo perso là tra la Tuchela e Posocco era una palla importantissima. Il calcio in certi momenti è anche spietato e non aver avuto questa malizia, questa voglia di portarla alla fine, a portarla a casa fino in fondo, l'abbiamo pagata a caro prezzo oggi. Sì, mister, al di là del fatto che oggi magari siete calati nel secondo tempo, spesso succede che giocate tutti i 90 minuti sui vostri ritmi, sui vostri livelli. Le chiedo come se volete lavorare su questo aspetto, perché oggi è arrivato il pareggio alla fine anche con l'Est avete rischiato. Sì, è normale che sicuramente è una componente, ma secondo me è più una componente mentale, nel senso che ci viene un po' il braccino nel secondo tempo, nel senso invece di continuare a lavorare, a cercare di produrre, badiamo magari un po' di più a consolidare, a portare a casa il risultato. Insomma, ecco, da questo punto di vista sì, sicuramente dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare. Alberto? Oggi si chiude definitivamente la corsa al primo posto oppure insomma si spera? Ma noi non abbiamo mai aperto e chiuso niente, nel senso che noi dobbiamo fare il nostro percorso di crescita, la nostra strada. Oggi abbiamo pareggiato in casa dopo 3 vittorie di fila, quindi 4 partite di 10 punti, non mi sembra un brutto cammino. Se c'è chi sta facendo meglio e farà meglio da qua alla fine gli batteremo le mani, assolutamente faremo i complimenti, però noi dobbiamo guardare a noi, a crescere, a migliorare in queste cose, a crescere nella malizia, a crescere nella capacità di gestire anche i momenti della partita. E ricordo sempre che questo è un gruppo completamente nuovo, che si è cementato durante la stagione, che sta facendo grandissime cose
e che quindi commette, come giusto che sia, commette degli errori, però abbiamo sempre dimostrato che dagli errori poi abbiamo tirato fuori periodi di crescita e momenti di crescita, quindi non trovo neanche giusto in questo momento qua basare tutto il nostro lavoro, comunque il nostro pensiero solo sul fatto di arrivare dietro davanti al Chioggia, insomma, ecco. Altre domande? Sì. Ti chiedo se è un po' sorpreso, tra virgolette, al secondo tempo, cioè se si aspettava che la squadra proseguisse su quei livelli lì, oppure prevedeva magari... Ma no, avevamo parlato comunque di forzare in altri 15-20 minuti, portare la partita avanti, però insomma ci sono anche gli altri e non sono sorpreso. Sapevo che comunque era anche capibile che potevamo avere un calo nel secondo tempo. Ripeto, sono stati bravi gli altri negli episodi a farci male, poi alla fine non è che abbiamo concesso queste grandi cose, ecco. Un'altra, se posso, sì, è legata all'aspetto difensivo. Questa è la sesta partita che prendete gol e come potete migliorare? Comunque avete giocato con tre difensori, giocato con un mediano importante, cioè qual è la chiave da questo punto di vista? Ma sicuramente la chiave in queste situazioni qua, l'abbiamo visto oggi particolarmente, può essere la cura del dettaglio ancora maggiore e l'attenzione, perché dopo io capisco che lei mi dica che abbiamo preso 2 gol oggi, però mi dica anche quante altre occasioni hanno avuto loro per calciare in porta oggi. Pochissimo. Comunque il primo tempo c'è stato Nicoso che ha calciato un da fuori area. Ecco, questo è quello che abbiamo concesso in 90 minuti. Sì. Più che altro il problema è che sembra che spesso quasi alla prima occasione, la prima grande chance subita ci sia, perché Dio raramente fa partite in cui fa parte e prende. Bravissimo, questo fa parte dei momenti della stagione in cui magari appena ti tirano in porta prendi gol, dopo passano e ci sono momenti in cui ti calciano in porta 6-7 volte e non entra, quindi sicuramente dobbiamo lavorare, dobbiamo curare il dettaglio ancora con maggiore attenzione, però bisogna anche guardare quanto si concede all'avversario. A posto. Simone Sempianto come sta? Ma non ha niente di grave, è un risentimento all'adduttore, insomma per oggi era forzata, sicuramente in settimana rientra. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.